Parla la tifoseria napoletana. Il Napoli sta per concludere un'operazione offensiva straordinaria che potrebbe trasformare completamente l'attacco azzurro. Un attaccante esperto, vincitore di titoli in club di elite, è praticamente pronto ad arrivare a Napoli nei prossimi giorni. Le trattative procedono a ritmo serrato. Un autorevole giornalista di Sky Sport ha appena confermato che l'operazione è praticamente certa. Questo arrivo rappresenterebbe il complemento perfetto per il progetto di Allegri. Nei prossimi minuti scoprirete chi è questo attaccante, perché il suo arrivo è strategico e se offre davvero esattamente ciò di cui il Napoli ha bisogno. Gabriel Jesus. Questo è il nome che sta finalmente diventando un'operazione praticamente ufficiale. Un attaccante brasiliano di 29 anni, nato il 3 aprile 1997, che attualmente gioca nell'Arsenal in Premier League. Jesus è alto 1,75 metri e offre esattamente ciò che Allegri sta cercando: straordinaria mobilità, intelligenza offensiva, capacità creativa e una comprovata mentalità vincente. Perché questa operazione è cruciale per il futuro del Napoli? Perché Gabriel Jesus offre il complemento perfetto a Rasmus Højlund in attacco. Non sarebbe un sostituto, sarebbe un partner in grado di offrire una dinamica completamente diversa. Jesus porterebbe movimento continuo, creazione offensiva e intelligenza tattica. Questo trasformerebbe l'attacco del Napoli in un reparto molto più versatile e pericoloso. Il contesto di questa trattativa è assolutamente fondamentale per capire perché Jesus sia esattamente ciò che il Napoli sta cercando. Jesus ha iniziato la sua carriera professionistica al Palmeiras nel 2015, è stato eletto miglior esordiente del campionato brasiliano nello stesso anno, ha vinto il Pallone d'Oro nel 2016, contribuendo alla conquista del primo scudetto da parte del Palmeiras dopo 22 anni. Da allora ha collezionato titoli straordinari. Jesus è stato ceduto al Manchester City nel gennaio 2017 per 27 milioni di sterline, dove ha vinto 4 titoli di Premier League, 3 coppe di Lega e una FA Cup. Nel luglio 2022 è passato all'Arsenal per 45 milioni di sterline. Questo è il curriculum di un giocatore che sa vincere, che ha vinto in ogni contesto in cui ha giocato e che porta con sé una mentalità vincente senza pari. Nella stagione 2025-2026 di Premier League, Gabriel Jesus ha segnato 3 gol in 421 minuti di gioco, distribuiti su 14 presenze, con una valutazione media di 6,56. Questi numeri rivelano un giocatore che chiaramente non è la prima scelta dell'Arsenal in questa stagione. Il suo valore di mercato attuale è stimato a 16,6 milioni di euro, una cifra ragionevole per un attaccante che offre una straordinaria esperienza internazionale e una mentalità vincente. Nel corso della sua carriera, Gabriel ha vinto 23 titoli tra campionati, coppe nazionali e internazionali. In Champions League ha collezionato 68 presenze, segnando 30 gol e fornendo 9 assist, numeri straordinari che dimostrano la sua capacità di esprimersi al meglio contro avversari europei di alto livello. Le caratteristiche tecniche di Gabriel Jesus rivelano un attaccante moderno completo. Alto 1,75 metri, offre una mobilità straordinaria che gli consente movimenti continui e instancabili. La sua velocità è notevole per la sua età. La sua capacità di creare occasioni per i compagni è dimostrata dai suoi assist frequenti. La sua intelligenza tattica gli permette di agire in diverse posizioni offensive a seconda delle esigenze del sistema di gioco. La sua comprensione tattica, sviluppata sotto la guida di Pep Guardiola al Manchester City, è profonda e sofisticata. Nel modulo 4-3-3 di Allegri, Jesus si integrerebbe in modo straordinario. L'allenatore toscano cerca proprio questo tipo di attaccante, qualcuno che offra movimento costante, creatività e partecipazione alla costruzione del gioco. Jesus offrirebbe tutto questo e molto di più. Non è un mero finalizzatore da mandare in area. È un creatore che energizza l'attacco, che offre opzioni ai compagni, che mette in difficoltà le difese avversarie con movimenti intelligenti e continui. Se si confronta Jesus con le attuali opzioni offensive del Napoli, le differenze dinamiche emergono con straordinaria chiarezza. Rasmus Højlund è un giovane centravanti dinamico che offre un movimento costante. De Bruyne è talentuoso ma ancora in fase di adattamento. Jesus completerebbe perfettamente Højlund, formando una coppia d'attacco dalla straordinaria versatilità a seconda dell'avversario e del contesto. I punti di forza di Gabriel Jesus sono numerosi e innegabili. La sua mentalità vincente è dimostrata dai titoli conquistati. La sua esperienza ai massimi livelli europei è indiscutibile. La sua intelligenza tattica gli permette di ricoprire più ruoli. La sua creatività offre una dimensione che completerebbe alla perfezione Højlund. La sua velocità gli consente di sfruttare costantemente gli spazi difensivi. La sua comprensione di schemi di gioco complessi è profonda.
ma anche i suoi punti deboli meritano un'onesta considerazione. Il suo bottino di gol in questa stagione con l'Arsenal è basso. I suoi 3 gol in 421 minuti suggeriscono che non sia un attaccante titolare nel suo attuale club. La sua età di 29 anni non gli garantirà un futuro brillante. La sua forza fisica, considerando la sua altezza di 1,75 metri, è inferiore rispetto a quella di centravanti più robusti. Le sue capacità difensive sono limitate. A mio avviso, Gabriel Jesus rappresenterebbe un acquisto straordinario per il Napoli. Il problema non è la sua qualità, è la sua attuale situazione all'Arsenal, dove non trova spazi in campo. Un cambio di ambiente, un allenatore che lo apprezzi, un minutaggio regolare, tutto ciò potrebbe riaccendere la fiducia e la produttività che ha dimostrato al Manchester City. Ci sono dei rischi in questa operazione. In primo luogo, c'è il rischio che Jesus abbia bisogno di un periodo di adattamento alla Serie A dopo una carriera interamente trascorsa nei campionati anglofoni. In secondo luogo, c'è il rischio che il suo rendimento rimanga modesto. In terzo luogo, c'è il rischio che l'età comporti un imminente declino. In quarto luogo, c'è il rischio che un ingaggio significativo venga destinato a un giocatore con un futuro limitato. I vantaggi sono tangibili. Porterebbe una straordinaria esperienza internazionale. Porterebbe una mentalità vincente che influenza il gruppo. Sarebbe il complemento offensivo perfetto per Højlund. Offrirebbe la creatività di cui il Napoli ha bisogno. Offrirebbe un giocatore che comprende la pressione di alto livello. Se fossi la dirigenza del Napoli, approverei questa trattativa senza esitazione. Gabriel Jesus offre esattamente ciò che Allegri sta cercando. Offre un complemento offensivo straordinario per Højlund. Offre una mentalità vincente che manca al gruppo. Offre una creatività che rivitalizzerebbe completamente l'attacco. Credo che Jesus potrebbe vivere una seconda giovinezza al Napoli. La pressione difensiva in Serie A sarebbe minore rispetto alla Premier League. Avrebbe un ruolo di primo piano nel progetto. Avrebbe un minutaggio regolare. Questo potrebbe potenzialmente rilanciare la sua carriera e la sua produttività. Pertanto, la mia conclusione è che il Napoli dovrebbe concludere questa trattativa il prima possibile. Gabriel Jesus rappresenta un complemento offensivo in grado di trasformare l'attacco degli azzurri. Porta con sé una mentalità vincente comprovata. L'esperienza internazionale che manca alla squadra è un elemento fondamentale. Si tratta di un'operazione che ha perfettamente senso sia dal punto di vista tattico che strategico. Ora vorrei sentire la vostra opinione. Credete che Gabriel Jesus sia esattamente il complemento offensivo che il Napoli sta cercando al fianco di Højlund? Pensate che il suo arrivo trasformerebbe radicalmente l'attacco del Napoli? Siete d'accordo sul fatto che la sua esperienza al Manchester City e all'Arsenal offra la mentalità vincente necessaria? Lasciate i vostri commenti qui sotto e partecipate a questa discussione sul futuro offensivo del Napoli. Grazie per aver seguito questa analisi di una delle operazioni offensive più importanti di questa sessione di mercato. Forza Azzurri, sempre!